E allora l'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa. Allora questa risoluzione che è nata come dire, in occasione degli 80 anni dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, è una risoluzione che è stata molto discussa in questi ultimi giorni, è stata votata il 19 di settembre a larga maggioranza al Parlamento europeo e come dire, condivide la responsabilità, diciamo, di questa Seconda Guerra mondiale tra nazismo e comunismo. Ma diciamo che è un evento che doveva succedere, ormai diciamo che tutti correvano per arrivare al conflitto. Chi sarebbe arrivato per primo, chi aveva la capacità di poter gestire il conflitto, e la corsa è stata quella che poi abbiamo visto con l'epilogo che c'è stato. Quello che bisognerebbe anche analizzare è come è avvenuto questa evoluzione di queste due anime, tre anzi, perché c'era, diciamo, che il primo a dare un segno, diciamo così, di accentramento del potere è stato Mussolini, anche se in maniera completamente diversa rispetto al nazismo, ma sicuramente Hitler ha preso grande spunto e aveva come riferimento Mussolini di come gestire le operazioni, tant'è che appena è stato eletto, quindi nel 1933, firma i patti, il concordato che è lo stesso che ha firmato prima nel 1929 con i patti lateranensi Mussolini. E quindi l'accordo con la Chiesa è il primo atto, uno dei primi atti che fa, ma siamo in un periodo storico un po' strano, perché non dobbiamo dimenticare che crollano 4 imperi, spariscono, quello ottomano, gli zar, quello austriaco, e sparisce l'impero prussiano. E quindi improvvisamente c'è un crollo del potere e immediatamente dopo c'è l'effetto di gente che è stata massacrata al fronte, che torna a casa e non ha più nessun diritto perché l'economia è allo sfascio in tutti i paesi, e a salvare l'economia di alcuni paesi, Italia compresa, saranno gli Stati Uniti e della Francia lo stesso, esattamente come ha fatto poi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Abbonano a noi italiani debiti per 350 milioni dell'epoca, che era molto di più dell'euro di adesso. Quindi, e c'è un vuoto di potere, e questo vuoto di potere viene colmato appunto dal bolscevismo, che però il bolscevismo ha un'altra natura molto importante. È un atto, diciamo, di pirateria fatto dall'impero prussiano per riuscire a decapitare il potere della Russia, allora non c'era ancora l'Unione Sovietica. Perché? Perché infilano all'interno di questo Stato, che ormai è al collasso a causa della guerra, siamo nel 1817, infilano dentro un personaggio che ha un certo appeal all'interno della sua patria, che è Lenin. Ma c'è il famoso treno che passa attraverso tutto il conflitto, quindi parte da Zurigo e se ne va fino in Russia, ma è disarmato. E allora sembra che la sua oratoria riesca ad abbracciare tutte queste persone che lì soffrono di un conflitto, di un disastro bellico, ma in realtà viene fornito, e questo si ha contezza perché attraverso le banche viene fornito di risorse economiche, parliamo di decine, centinaia di milioni di Deutschmark, che allora valevano, subito dopo crolla
però allora valeva. E quindi l'attività del bolscevismo è sì cruenta, ma relativamente era una minoranza all'interno del mondo russo dell'epoca, e sarà l'acquisto brevi mano di generali e di politici tirandoli dalla parte sua. E questo, in questo senso, Trotsky ha un grosso, diciamo, contributo, dà un contributo importante, perché riesce a trascinare la gente, a trascinare i capi dei vari reparti, e quindi ci sarà questa rivoluzione bolscevica che non è ancora comunista, è un'interpretazione, diciamo, comunista di Lenin e di Trotsky e poi successivamente di Stalin. Mentre negli altri paesi il comportamento è diverso. Quindi in Italia abbiamo una marcia su Roma, un finto colpo di Stato appoggiato dalla grande, diciamo, industria che era sotto processo per i false fatture fatte durante la Prima Guerra Mondiale, e si accordano con Mussolini, e cancelliamo, difatti la prima legge che fa cancella i reati economici commessi durante la Prima Guerra Mondiale, e quindi ha il suffragio di tutti, e poi il resto dell'ascesa di Mussolini lo conosciamo, e farà un socialismo di tipo nazionale, e sarà un altro tipo di esempio sociale all'interno di questo crollo totale, perché anche il re a quell'epoca non contava più niente, e non conterà niente se non per allearsi poi alla fine del conflitto con gli americani e poi essere cacciato dagli italiani. Quindi ormai i Savoia avevano esaurito il loro potere all'interno dell'Italia, perché mai avevano dimostrato una capacità di stare dalla parte degli italiani, perché quanto 25 anni prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale avevamo un generale che sparava ad alzo zero in centro di Milano perché la gente voleva mangiare il pane, e questa è la situazione in cui ci troviamo in Italia. Quindi l'avvento di una persona che potesse abbracciare gli italiani e non mandarlo solo in guerra e pretendere da loro qualsiasi cosa, diciamo, è stato accolto in maniera positiva, e in maniera positiva accolgono anche Hitler, perché Hitler viene eletto con elezioni, anche se poi ad aiutare finanziariamente Hitler c'è un certo Ford, c'è la IBM, quindi il presidente della IBM, c'è la General Motors, ci sono tutte le economie dell'epoca americane che aiutano, perché c'è l'invasione del comunismo all'interno della Germania. E questo problema, perché quando Lenin fa il trattato di pace con la Germania e abbandona un sacco di terreno russo dell'epoca, viene incriminato dagli altri, dagli oppositori: sei un traditore della patria. E lui dice: adesso ve la do, ma poi me la riprendo. E difatti poi successe quello che successe. Quindi l'infiltrazione del comunismo in Germania fu importante, ma era finanziato da Lenin e poi successivamente da Stalin. Ecco, questo avrei fatto un quadro della situazione dei poteri che oggi in questo momento vengono condannati dall'Europa. Però adesso entriamo sui fatti che hanno determinato questa condanna, e lascio a voi la parola. L'accordo Ribbentrop, la risoluzione è una risoluzione farisaica, non so come dire, proprio una cosa che vuole parte da degli aspetti che adesso venivano ricordati, poi ne aggiunge altri, c'è la condanna al razzismo, la xenofobia, i nuovi fenomeni che stanno rinascendo, eccetera. Quindi ci sono alcuni aspetti, metti dentro un po' di tutto, ed si vede appunto l'unione di tante mani, di tante idee, eccetera. Ne viene fuori questa cosa che secondo me è invece non veritiera dal punto di vista della ricostruzione storica, quindi per questo è un problema questa risoluzione, secondo me, non tanto perché
la condanna dei totalitarismi, nessuno, chi la nega, la condanna dei genocidi, nessuno può negarla, la condanna dei massacri fatti in nome di un potere ideologico di un certo tipo. Abbiamo parlato prima, cioè la Chiesa è stata fra i primi, cioè dalle crociate, quelle antiche, no? Fino ad arrivare alle ultime, cioè vuol dire, su questo cosa ci aggiungiamo? Un capitolo alla condanna anche del cristianesimo, del cattolicesimo? Ci aggiungiamo anche questo? No, perché quella è una radice dell'Europa, no? Il fondamento su cui si basa la civiltà europea. Si basa sui crimini delle crociate? Sui massacri delle crociate? Sui massacri degli ortodossi che dicevamo prima? L'Europa si basa su questo? Complimenti! Cioè, allora voglio dire, se si combattono tutti i totalitarismi, i genocidi, il massacro, tutti vanno messi, quelli commessi nell'Unione Sovietica da Stalin e non solo da Stalin, quelli commessi da Hitler. Però c'è una fondamentale differenza, e qui c'è il fatto, secondo me, storicamente non veritiero, eccetera. Il patto Molotov-Ribbentrop, come scrive qua, appare, insomma, rileggendo anche adesso, eccetera. Sì, sembra in effetti un punto centrale di risoluzione, quasi a voler dire, lì c'è stato un patto fra due ideologie totalitarie che volevano spartirsi l'Europa e si erano messi d'accordo per dividere l'Europa in due sfere di influenza, e per cui mi metto d'accordo come massacrare gli altri e conquistarmi i territori. Non è proprio andata così, cioè manca una parte qui, oppure ci può essere stato anche questo, ma manca una parte che non viene detta qui, cioè l'Unione Sovietica era comunque sotto attacco di tanti, ma il ruolo per esempio della Germania, della Francia o degli Stati Uniti di influenza eccetera era per combattere il comunismo dell'Unione Sovietica, ok? Sì. Quindi gli accordi fatti, i finanziamenti fatti dal capitalismo statunitense, quindi Ford, già diceva bene Motors, prima, eccetera, IBM, è perché in quel momento Hitler, certo, che non sembra ancora quello che poi si dimostra di essere, e gli sforzi, deve essere un fronte contro il comunismo. Certo, quindi c'era questa cosa qua che non viene qui messa. No, non c'è, questo è un buco clamoroso, cioè nel senso che non si può dire che c'è stato un patto fra ideologie criminali, nazismo e nazismo, ai danni della civiltà europea, quando invece bisogna aggiungere questi aspetti qua. E allora, quando la Russia, l'Unione Sovietica, allora tentava di trovare un fronte, ha cercato, in quanti anni ha cercato di avere alleati in Europa contro l'espansione di Hitler? E chi gli ha dato ascolto? Nessuno, no, per fortuna. Non so. Quando Hitler ha occupato e ha massacrato i Sudeti, il popolo sudetto, eccetera, sì, chi si è opposto? No, ma allora, ecco, teniamo a fuoco questa affermazione perché è importante. No, ma voglio dire, se si fa una ricostruzione storica, la si fa con i fatti storici che sono avvenuti, ognuno aveva le sue ovviamente interessi, niente sicuramente c'era, però non si può dire che sembra che appunto questi, cioè quello che traspare qui è che questi si sono messi d'accordo per spartirsi l'Europa e sono quindi uguali perché hanno massacrato. Un conto è la condanna della mancanza di democrazia, il regime stalinista, tutto quello che su cui già molti di noi sono espressi da tanti anni, non solo adesso. Cioè, quindi vuol dire i carri armati, la democrazia nei paesi dell'est, possiamo andare avanti ore e ore a parlare di questo. Il problema vero è che non si dice che il popolo russo ha pagato con 20 milioni di morti nella seconda guerra mondiale, sì, e che i russi, se non andavano loro, altro che gli americani di Benigni e il suo filmetto per prendere i premi americani, se gli americani non andavano ad Auschwitz a liberare quella roba lì, quanto sarebbero stati ancora? Cioè, quindi vuol dire, il prezzo pagato da quel popolo lì, poi regimi eccetera discutiamo, allora quel popolo lì ha pagato un prezzo immane per l'Europa, per liberare l'Europa da una
da un'ideologia che quella sì va condannata a tutto tondo, perché Hitler sarà stato eletto, ma Hitler ha fondato la sua ideologia sul massacro di chiunque la pensasse diversamente e con espansione, non esattamente come il comunismo, esattamente come alcuni aspetti del regime totalitario dell'Unione Sovietica. Non mettiamo più sempre, altrimenti io ti parlo del cristianesimo. Allora, il Papa attuale attuale è responsabile di crimini commessi dal regime totalitario cristiano. Tu sei d'accordo con me? Raggiungiamo il capitoletto? Sai quanti milioni di morti ha fatto il cristianesimo nel mondo? Sapete quanti milioni? Ma non arriviamo alla conclusione. Scusi, non ci accapigliamo sulle conclusioni, cerchiamo di seguire un attimo l'aspetto storico. Allora, quando è stato eletto Hitler nel 1933, quindi diciamo che ha avuto un anno di preparazione, è vero che ha fatto la notte dei lunghi coltelli, ha ammazzato tutti i suoi amici di partito, le SA, i capi eccetera, ha fatto la notte dei cristalli, però ha fatto anche il concordato il primo anno, qualcosa ha dimostrato, ma diciamo che se guardiamo Stalin aveva già sulla groppa uno sterminio notevole fatto contro i contadini russi, ecco. Quindi lascerei la parola adesso, seguendo sempre un attimo la storia, e poi arriveremo alla conclusione di questo patto Ribbentrop. Cosa succede? Allora, guardate, la radice del pensiero sia nazista che comunista è identica ed è la teoria dello Stato di Hegel, che lui delinea in due opere principali, una la scienza filosofica in compendio e l'altra i lineamenti della teoria del diritto. Lui dice sostanzialmente fa una teoria dello Stato etico, per cui in estrema sintesi lo Stato è quel meccanismo onnipotente che ha potere assoluto sulla persona, sull'individuo. La base ideologica sia del comunismo che del nazismo che del fascismo è questa. Gentile riprende in toto questa teoria e Gentile è l'ideologo del fascismo. Il fascismo è il prodromo del nazismo è la crasi, la parola è nazionalsocialismo, cioè c'è il socialismo, cioè sia nel fascismo che nel comunismo, soltanto che il fascismo lo infarsisce con le teorie ottocentesche del nazionalismo, del razzismo e così via. Ma l'idea che è alla base di queste due ideologie è esattamente la stessa che è Hegel, che è predominante da una parte e dall'altra. Entrambi, io sto parlando non tanto di Hitler da una parte e Stalin dall'altra, è difficile trovare il peggiore dei due, perché entrambi hanno fatto genocidi, entrambi hanno massacrato persone. Lei faceva riferimento prima allo sterminio dei kulaki. I kulaki erano dei contadini ucraini, ne ha ammazzati negli anni 20, quindi molto prima che Hitler arrivasse al potere, c'era appena arrivato Mussolini, 10 milioni, perché la sua idea, e qui è l'aberrazione totale, era quella di Stalin, l'annichilimento del concetto di persona, perché secondo lui, e lo si vede anche dalla architettura che c'è a Berlino, chi è andato a Berlino Est e in tutta l'Unione Sovietica, era quella che le persone erano degli strumenti e quindi dovevano essere messi dentro delle scatole esattamente come se fossero dei cacciaviti, cioè non c'era più, non potevano possedere, non potevano desiderare, la persona doveva essere annichilita perché era uno strumento nelle mani dello Stato. E l'operazione che ha fatto in Ucraina era esattamente questo: dimostrare che la persona che voleva possedere il proprio terreno non aveva il diritto di farlo, perché quello era uno strumento nelle mani dello Stato, e se lo Stato gli imponeva di fare a meno della propria persona e delle proprie idee, doveva essere sterminata. Quindi da questo punto di vista, secondo me, è ancora, se è possibile fare una classifica fra questi due obbrobri, la perversione dello stalinismo è peggiore ancora della perversione del nazismo, e quindi l'Europa ha fatto benissimo a condannarli entrambi, perché ci sono tutte le ragioni filosofiche, ideologiche, politiche, militari, sono due schifezze totali, e secondo me è stato assolutamente opportuno fare questa equiparazione, perché qui noi probabilmente, per il fatto che hanno
subito l'azione del fascismo e del nazismo, per noi è molto peggiore, ci sembra impossibile che il comunismo, perché non l'abbiamo vissuto, ma se andiamo a parlare in Europa dell'Est e in Russia di quello che hanno combinato queste ideologie, l'idea, visto che hanno conosciuto quello e non questo, sulla loro pelle è esattamente l'opposto. Se ci fa interrompere un attimo, sì. Noi avremo anche un contributo da proporvi proprio su questa cosa qua, su quello, perché lo sterminio dei contadini ucraini è conosciuto come Holodomor ed non è ancora stato riconosciuto a tutti gli effetti come genocidio, o comunque non da tutti, però in questo breve, nel contributo numero 4, se la regia lo propone, sentiamo la testimonianza di una persona che si è trovata a vivere questo momento. Vediamo.